Bene, siamo qua nella parrocchia del Carmine e abbiamo qua il segretario per la canonizzazione del Beato Odorico. Si vuole presentare, dire qualcosa? Della commissione che lavora già da più di 25 anni al processo. Sono Walter Lazzaretti, sono di Pordenone, perché questa commissione riunisce le varie realtà interessate a questa causa che sta procedendo rapidamente, sembra, come questa sera ci è stato anche detto nella solenne celebrazione che si è testé conclusa qui al Carmine, dove è conservata l'arca trecentesca che conserva appunto il venerato corpo di un grande missionario della fede e di un grande friulano che ha avuto l'ardore missionario di raggiungere la Cina quando 700 anni fa, 1325, proprio quest'anno sono 700 anni del suo approdo in Cina. Bene, ci vuole annunciare qualcosa di particolare o il prossimo anno ci sarà qualche cosa? Vi è ancora una riservatezza, che non abbiamo la sfera di cristallo per sapere quando si compirà questa causa, che è iniziata ancora nei giorni della morte di Odorico. Il patriarca di Aquileia già lo riconobbe come santo, preparandogli quest'arca stupenda insieme al comune di Udine, cioè una sepoltura privilegiata, perché l'ha innalzato in alto, no? Se venite qui al Carmine a Udine trovate un sarcofago innalzato. Per le regole di allora, per la prassi di allora, questo significava già un riconoscimento di santità, che non era altro che una conferma di ciò che il popolo aveva creduto, perché era appena ritornato dalla Cina e non lo avevano praticamente visto, ma quando è morto sono tutti corsi, tanto che i frati hanno dovuto, per la calca di gente, di seppellirlo. Questa è chiara e unanime fama di santità, che è la conditio sine qua non, la condizione che la Chiesa chiede per procedere alle canonizzazioni. Quindi i presupposti c'erano già, le vicende dei secoli sono state quelle che sono state, già nel Settecento era stato dichiarato 1755 beato, ma oggi anche per la sua attualità abbiamo ripreso questa causa. Cioè quando si parla di Cina, 700 anni fa in Cina, si parla di un problema concreto anche dell'annuncio e della libertà della fede in Cina oggi, vero? Quindi Odorico ci parla poi di questa proiezione missionaria, però come ha detto l'arcivescovo Lamba, anche ha accennato nella celebrazione di stasera, vi è anche una proiezione ad intra, cioè vi è una missionarietà nostra anche questa è diventata una terra di missione. E poi c'è una bellissima prospettiva che Odorico dà al Friuli, quella di respirare a due polmoni, il polmone udinese e quello pordenonese. Lui è venuto da Pordenone, ha attraversato l'Aga, vero? È venuto a Udine per farsi francescano e quindi noi lo sentiamo di tutti i friulani, quindi anche una gloria per tutto il Friuli e non soltanto per una parte di esso. In quest'anno giubilare poi siamo più contenti ancora di aver ricevuto questo annuncio che Odorico da Pordenone certamente sarà santo, anche se non sappiamo quando. Grazie di tutto e al prossimo anno. Gennaio senza dubbio, questo è un appuntamento canonico, ricordatevi che qui c'è Odorico che vi aspetta. 14 gennaio. Ogni anno la sua festa. Perfetto. Nella relatio di viaggio, frate Odorico del Friuli da Pordenone, ha premesso del Friuli e questo depone ancora, anche lui stesso si definisce prima friulano, il Friuli sappiamo che ci tiene a essere se stesso, vero? Alla sua autonomia, quindi direi che Odorico è un grande cristiano, è un grande missionario, ma è anche un grande friulano che esalta questa piccola patria.